Allora, settore turistico, settore estremamente interessante. Non è lei propriamente del turismo, ma Confcommercio abbraccia tutto. Confcommercio ha quasi il 95% del turismo niente po' di meno in casa. Niente po' di meno che. Quindi diciamo che... Allora, analizziamo un po' per territori. Terme Euganee, più vicino a Padova, stanno urlando addirittura, 40% di disdette se non erro, mancate prenotazioni eccetera. Secondo lei strategicamente, andando un po' per comparti, quindi quello delle terme è quello più immediato perché poi il mare va un po' più in là nel tempo, che tipo di strategia? Voi avete parlato anche di comunicazione univoca per l'interno e invece comunicazione strategica verso l'estero. Che tipo di messaggio, che cosa pensate che dovreste attuare rapidamente, naturalmente? Per attuare rapidamente, in modo convincente. Ho sentito anch'io questi dati dei albergatori termali, quindi io dico che dobbiamo essere prudenti prima di dare dati, perché il fatto di diffonderli crea sì, appunto, panico. se c'è qualche disdetta bisogna anche intervenire e spiegando, quando che uno dice guardi la spostiamo un po' 20 giorni più in là, bisogna avere un po' di più cautela. E quindi formazione anche degli operatori. Benissimo. Perché... E dopo bisogna avere un grande comunicatore, dobbiamo prendere un grande comunicatore internazionale che sia capace di comunicare in maniera importante che il nostro territorio, tutte le nostre eccellenze, tutte le nostre anche qualità che abbiamo nel nostro territorio, comunicarle in maniera anche diciamo fuori dai nostri confini. E quindi l'investimento che andremo a fare in questo senso sarà un investimento importante, perché una volta per tutte, se non altro, ci metteremo tutti assieme, perché il problema è di tutti e quindi tutti assieme faremo questo grande sforzo per avere una situazione di comunicazione, comunicare in maniera positiva, in maniera intelligente quali sono le nostre eccellenze, che non ci sono paure nel nostro territorio e soprattutto che anche questo virus, questa viralità importante di questo virus, con alcuni accorgimenti, e non è solo locale nostro, ma è ormai di tutti, perché questo virus non ha confini e quindi anche in altri luoghi io penso che lo vivano serenamente solo adoperando certe accortezze. Però dobbiamo cominciare a comunicare insieme. Adesso noi stiamo istituendo insieme alla Camera di Commercio, spero Comune, Provincia e tutti assieme, per fare questo grande sforzo, che non sarà uno sforzo piccolo, ma sarà importantissimo. Ecco, io stavo pensando un po', anche se è diversa, anni addietro, il Giappone, no? Dove la situazione era molto più, diciamo oggettivamente, cioè l'area colpita era veramente devastata quando c'è stata quell'esplosione, c'era una contaminazione importante, è là il pericolo di morte, perché non si scherza, il coronavirus a confronto neanche parlarne. E il Giappone ha lanciato, partito dopo un anno o due che sono riusciti a risistemare l'insistemabile, praticamente una campagna informativa fortissima, e hanno aumentato l'introito di turisti e quindi anche di entrate di movimento in modo esponenziale. Ce l'hanno fatta, un po' come fanno i giapponesi, no? Che partono sprombattuto come dei carri armati e vanno avanti. Hanno scoperto questa ricchezza del turismo, il Giappone non l'ha mai avuta in modo chiaro perché è sempre stato chiuso, e adesso sono apertissimi a questo, a parte questo momento anche loro col piccolo problema del coronavirus. Può essere un po' di stimolo, di esempio, cioè il cercare di rilanciarci come destinazione, trovando qualcosa anche di diverso, di appeal. Loro hanno fatto una scelta intelligente, quindi hanno fatto un unico comunicatore per tutto il Giappone, in maniera importante, condivisa e soprattutto un'unica voce che si spendeva. Noi siamo più frastagliati, noi siamo frastagliati che ognuno vuole dire la sua. Oggi non è più perché siamo in concorrenza l'una con l'altra, quello è il problema. Esatto, invece quello che si deve promuovere è l'Italia, in tutta sua bellezza, però dobbiamo avere un unico comunicatore. Questo sarà anche il ministro Franceschini a dover individuare, perché non l'ho ancora sentito nominare il ministro Franceschini, però il suo ruolo è fondamentale e deve intervenire subito anche lui per prendere la situazione in mano, per fare un piano strategico di rilancio, perché se no restiamo fermi e non possiamo, dobbiamo
dobbiamo intervenire immediatamente. Questo è quello che si aspettano le nostre imprese, e se noi non facciamo questo perderemo questa sfida, perché altri paesi si stanno già attrezzando, okay? Per anche diciamo, che sono in concorrenza con noi. È inutile, perché anche il turismo è qualcosa di importante, quindi è una fonte di ricchezza importante, quindi la Spagna sta lavorando in questo senso. E quindi la Spagna si sta attrezzando, okay? Come ha visto questo tipo di emergenza, subito è andata avanti a testa bassa, ma l'abbiamo fatto anche noi quando in Nord Africa è successo quello che è successo, okay? Abbiamo cominciato a vendere il nostro paese in maniera importante e abbiamo visto i risultati. Ma noi che siamo cultura, bellezza del territorio, abbiamo un turismo che è uno dei migliori al mondo, dobbiamo assolutamente non vivere sugli allori o sull'onda di uno deve venire per forza in Italia. Abbiamo la Cina, 100 milioni di persone che erano pronte a visitare il nostro paese. Vero? Sì, ma si rimetterà in moto la Cina prima o dopo. Io penso che la Cina sarà molto più veloce di noi a uscire da questo problema qua, perché loro hanno anche una potenza economica diversa dalla nostra, e quindi essere preparati anche con tutto il turismo cinese, andare a proporlo in maniera intelligente, in maniera anche molto concreta, okay? Porteremo ancora i turisti cinesi. A Venezia mancano, me lo dicevano ieri, che mancano tutti i turisti. Gli orientali era un forte incremento per il nostro territorio, e quindi dovremmo cominciare ad andare a capire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza del nostro turismo, e fare forza su quelli che possiamo spendere bene. Allora abbiamo da un lato queste esigenze, dall'altro le reazioni delle persone a volte di discriminazione, e poi come sempre l'Italia è fatta di particolarismi. Il Sud Italia che ride, che dice bene così, che invece prenotare in Veneto verranno a prenotare da noi, perché questo di fatto succede, la costa da una parte anziché la costa dall'altra, che noi siamo fatti così, cioè uno sorride sulle disgrazie dell'altro, per cui uno alla fine invece che essere compatti uniti si discrimina. Questo è un fattore culturale, però è grave. Questo è un grande fattore culturale, è un fattore anche che non capiamo, che se ci facciamo del male tra di noi non ne trarrà beneficio nessuno, né il sud né il nord. Quindi l'Italia è una e unica, è lunga e stretta, però è unica, e quindi dobbiamo promuovere il nostro paese. Uno se viene in Italia, va a Roma, va a Milano, noi non abbiamo delle distanze tali per cui, non so, come in America o come in altri stati, che un po' uno va o all'ovest o all'est. Qui l'Italia non è grandissima, è un paese che su 1000 chilometri lo giri tutto. Uno se viene 10 giorni in Italia ha il tempo di visitare tutta, da Venezia a Palermo, e quindi dobbiamo fare massa critica su queste cose, e noi dobbiamo essere pronti e preparati per fare questo tipo di messaggio, perché se noi comunichiamo in questo modo ne traiamo beneficio tutti. Se invece noi vogliamo vendere ognuno il proprio orticello, il proprio giardino, ne trarremo poco di vantaggio, nessuno anzi ne trarrà, perché tu non hai la potenza economica di comunicare una parte. Adesso abbiamo anche un grande appuntamento, che sono le Olimpiadi. Questa è un'altra cosa. Le Olimpiadi, okay, se non riusciamo a valorizzare anche questo grande diciamo, opportunità che abbiamo nel nostro territorio, noi saremo dei deficienti, perché perdiamo veramente una grande opportunità. Gli altri paesi investono, fanno infrastrutture, fanno tutto quello che serve, okay? E noi invece parliamo, costruiamo tavoli, facciamo tavoli. Adesso è il momento di fare. Però per esempio l'area di Cortina, che è un po' vetustina, cioè non è che sia questo, non è più il fiore, l'occhiello, cioè sta facendo qualcosina, però avrebbe bisogno che i singoli, anche operatori, si dessero da fare, ci credessero in primis.
e invece continuano a vivere sugli allori del passato, e questo è un problema grave, ma è dato anche da una mentalità. Per carità, c'è il vicino Trentino che ha delle agevolazioni perché è una regione a statuto speciale, sì, e è un discorso, però appunto Cortina ha una grossa occasione. Però anche Sondrio, Bormio stanno facendo esatto, passi da gigante. Esatto, se la sta giocando bene. Allora bisognerà che io sono in contatto col mio presidente provinciale di Cortina, dove mi tiene costantemente informato di questa realtà, e noi abbiamo questa regina delle Dolomiti, questa grande spettacolare luogo di turismo, e quindi dobbiamo valorizzarlo in maniera intelligente, perché Cortina è conosciuta come Venezia. Okay? E quindi sono delle eccellenze del nostro territorio, e se noi non creiamo prima di tutto infrastrutture, perché arrivare a Cortina è un calvario. Bravissimo, stavo dicendo, la viabilità è terrificante. Quindi creando infrastrutture, creando viabilità, oggi la gente si muove perché deve trovare comodità. Se tu non gli crei comodità, la gente non arriva, si ferma prima, e quindi tutto questo che serve per valorizzare il nostro territorio dobbiamo farlo, e qui ecco che le istituzioni, la regione, lo Stato devono essere tutti quanti assieme a lavorare insieme per arrivare a questi obiettivi. Non devono solo pensare all'ideologia politica, è ora di smetterla con questa ideologia politica, ma bensì fare quello che il cittadino, l'impresa, l'imprenditore stanno chiedendo da anni. Stiamo chiedendo infrastrutture, stiamo chiedendo di essere collegati col mondo, e invece siamo ancora scollegati con tutto. Padova non ha neanche un collegamento con l'aeroporto di Tessera, ma è possibile. È possibile avere un paese di questo modo qua. Ecco perché io dico, dobbiamo siamo messi bene. Però dobbiamo anche essere arrabbiati da un certo punto di vista, perché noi abbiamo bisogno di queste situazioni qua, e abbiamo bisogno, e chi se non la politica? Sono 40 anni che aspettiamo un ospedale a Padova, 40 anni. Gli altri paesi lo fanno, abbiamo visto in Cina, l'hanno fatto su 20 giorni un ospedale, vediamo fanno un albergo in 10 giorni, fanno un ponte in 50 giorni, va bene, loro sono cinesi, hanno un'economia diversa, tutto quello che vuoi. Ma anche in altri paesi sono molto rapidi, attenzione, cioè anche in altri paesi, ma non però ancora andare in Cina. Non guardiamo solo la Cina, vediamo anche altri paesi, se si mettono, e noi siamo un paese noi siamo imbrigliati nella burocrazia, lei lo sa benissimo. Abbiamo una burocrazia che ci sta strangolando, purtroppo, non promuove adeguatamente. Torniamo nello specifico delle attività commerciali, accenniamo anche a un discorso dei saldi, giusto per fare un po' tirare le fila, visto che sono chiusi insomma ufficialmente, e degli incontri che avete avuto in regione. Subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi.